La pulizia del nostro territorio è qualcosa a cui un vigile ecologico tiene per davvero. Ogni mattina la sua agenda si riempie di appuntamenti, ma in cosa consiste il suo mestiere? La mia giornata comincia alle 8:30. Io ho già un programma di lavoro perché riceviamo come vigilanza ambientale tutte le segnalazioni dai comuni del bacino. I segnalatori sono gli utenti, ma gli enti comunali, le forze di polizia, tutte le persone che passando vedono o ravvisano delle violazioni al regolamento. Io devo verificare l'applicazione del regolamento accertando tutte le relative violazioni, che vanno dalla semplice esposizione irregolare del bidone, sia in anticipo che nella mancata raccolta dopo lo svuotamento. Noi consideriamo violazione quando il giorno dopo lo svuotamento non è stato ancora ritirato, perché in tutta la giornata dello svuotamento l'utente può avere impegni propri di lavoro, la sua vita, insomma fino alla mezzanotte tecnicamente il bidone può stare sul suolo pubblico. E poi tutti gli abbandoni o i conferimenti irregolari, quindi tutti i sacchetti abbandonati nei fossi, lungo le strade, non nei campi. Fatecelo spiegare, i campi sono di proprietà privata, la legge prevede che lo smaltimento di rifiuti altrui in proprietà privata sia a carico del proprietario del fondo. Però in tutti gli altri casi veniamo attivati noi. Noi eseguiamo quindi l'accertamento sul contenuto dei sacchetti cercando di individuare il probabile trasgressore, perché anche se rinveniamo qualche nominativo, qualche indicazione, viene sempre fatta poi in ufficio, se ne occupa la mia collega, una ulteriore verifica. Ecco, qua abbiamo adesso dei bidoncini dell'umido, la raccolta è stata effettuata ieri. Oggi questi bidoni non possono stare qua, perché occupano il suolo d'uso pubblico. Se qualcuno correndo inciampa e si fa male, ne risponderà. Se è giornata di raccolta la salvano civilmente e anche penalmente, ma se non è giornata di raccolta ne risponderà l'utente corrispondente al codice del bidone che è impresso qua. Adesso io ho fatto una panoramica per identificare la zona, che peraltro è già nota, e adesso procedo a rilevare tutti i codici dei bidoni vuoti. Qualcuno è a recidivo, come si vede, ci sono già degli adesivi di avvisi precedenti. Faccio le foto per ciascuno, perché ciascuno poi avrà il suo file. Questo avviso qua poi viene repertato in un file della via, nel comune, un apposito registro dei movimenti. Facciamo una verifica. Se lo troviamo esposto per la terza volta, questo automaticamente causerà l'emissione della sanzione a carico dell'utente corrispondente a questo codice qua. Bisogna dire che una volta erano 2 gli avvisi, al secondo veniva emessa la sanzione, però a seguito dei controlli nostri e soprattutto dell'impegno degli utenti abbiamo rilevato un grande miglioramento della situazione. Questa zona qua una volta sembrava quasi un piccolo ecocentro. Una discarica però, deposito incontrollato di rifiuti, perché ognuno metteva quando era proprio messa molto male. Adesso si vede molto pulita. Ci sono solo sti bidoni qua che dobbiamo giustamente ancora contrastare come fenomeno di esposizione incontrollata, però andiamo molto meglio. Quindi abbiamo deciso, il Consiglio di Bacino ha deciso di passare da 2 a 3 avvisi per l'emissione della sanzione. Adesso per ognuno io metterò il suo bel avviso, così l'utente sa che è stato rilevato. Se è la prima volta non gli succede niente, se telefonerà per avere spiegazioni gli viene detta tutta questa cosa qua. Un altro compito del vigile ecologico è controllare i cassonetti pubblici. Per esempio, questi cassonetti cimiteriali non dovrebbero contenere rifiuti di origine domestica o di altra natura. Se il contenuto risulta non conforme, il vigile ecologico procede con l'ispezione, munito di guanti, pinze e maschera protettiva. L'analisi dei rifiuti è utile a identificare il responsabile del conferimento errato, ma non è sempre facile. Spesso ci vogliono varie verifiche per rintracciare una persona fisica.